Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, relazionerà al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti. Una relazione prevista dalla legge regionale 26 agosto 1992, la numero 7, che ha istituito in Sicilia l'elezione diretta del sindaco e le sue successive modificazioni, che impongono ai primi cittadini di presentare una relazione scritta al Consiglio Comunale alla fine di ogni anno di attività. Una relazione, la prima che predispone il sindaco Antonio Palumbo, che arriva in notevole ritardo, essendo lo stesso stato eletto nell'ottobre del 2021, per cui detta relazione, periodo ottobre 2021-2022, doveva essere appunto presentata oltre un anno fa. Un ritardo che racchiude 2 anni di sindacatura e quindi 2 anni di relazione, più volte evidenziato e criticato dai consiglieri dei gruppi di opposizione, al quale Palumbo non aveva mai dato seguito. La relazione adesso è stata presentata, è relativa al primo anno di amministrazione ed illustrerà, come previsto dalla legge, lo stato di avanzamento del programma elettorale a suo tempo presentato, gli obiettivi che, unitamente all'amministrazione comunale, sono stati eventualmente raggiunti. Relazione che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale, appositamente convocata dalla Presidente Miriam Mignemi per le ore 18:30 di lunedì 19 febbraio. Seduta di Consiglio Comunale che sarà anche trasmessa in diretta streaming sui canali social del Comune di Favara. Sarà la prima verifica ufficiale dell'operato dell'amministrazione comunale guidata da Antonio Palumbo, eletto nell'ottobre del 2021 nel turno di ballottaggio che lo vedeva contrapposto a Salvatore Montaperto. Una vittoria che potremmo definire personale di Antonio Palumbo, in quanto, come si ricorderà, la sua coalizione di sinistra, lui è esponente di spicco di Rifondazione Comunista, formata dalla lista civica Favara per i Beni Comuni, PD e Movimento 5 Stelle, ha eletto solo 3 consiglieri comunali su 24, con l'opposizione che ha guadagnato tutti i 21 seggi rimanenti. Non sono stati sicuramente 2 anni facili per Palumbo che adesso, almeno nel suo primo anno di amministrazione, saranno analizzati e giudicati ufficialmente dal Consiglio Comunale.